quindi devono comunque incidere sulla materia in qualche modo per dire sono qui, cioè vuoi capire che ci sono, quindi davano un messaggio. Ma devono trasmetterti qualcosa? Sì, che praticamente sono lì e poi dopo sta la nostra capacità medianica ampliare la comunicazione, ricevere qualcosa di più. Perché loro in realtà, io lo dico sempre, cioè il distacco è solo per noi, perché loro ci sono, quindi per loro il trapasso è un cambiamento di stato, ma loro ci vedono, ci possono sentire, vedere e possono essere dove noi siamo, solo che poi siccome noi non le riceviamo loro se ne vanno, perché non ci può essere la possibilità del andata e ritorno della comunicazione, no? Quindi è come parlare, ma è come parlare a un muro. A un certo punto anche noi se parliamo a un muro ci stanchiamo e ce ne andiamo, quindi è questo il discorso, ma loro non hanno la sensazione della perdita, ce l'abbiamo solo noi, perché siamo soltanto noi che non li vediamo più. Sì, un'altra cosa strana che mi è successa, Sì. Sono stata con le stelle, con i pianeti. Sì. Io andavo cioè lì è stato, ma solamente in una frazione della mia vita. Per alcuni mesi io dalla terrazza Sì. avevo i pianeti che mi facevano dei disegni geometrici con delle luci. Interessante. Io chiamavo il mio compagno, lo facevo alzare dal letto per il E lo vedeva anche lui? No. Ah, solo lui. Interessante questo. Ma questi sono sempre messaggi, anche quelli, messaggi che ti vogliono far arrivare, come quelli che dicevo io prima, insomma, questi messaggi qua, cioè loro ti vogliono mandare dei messaggi, come dire, guarda che c'è qualcosa, evidentemente lei doveva averli, forse erano rassicurazioni o qualcosa che l'aiutava a superare un periodo difficile della vita. È un difficile periodo quello. Sì, in genere sì, perché loro sentono che noi magari col pensiero inviamo una richiesta di aiuto e quindi cercano di darcelo, di comunicarci qualcosa. Sì, perché non è semplice per noi chiamare un'altra persona e dire ma vedi? No, non vedo. Sì, certo. Ci si fanno. Ma generalmente anche un essere medianico vede solo lui, non è che vedono tutti. Sì. Anche se ci sono dei fenomeni fisici, però come quelli che le dicevo prima, che li vedono e li sentono tutti. Per esempio quando sentivo l'odore del fumo lo sentiva anche mio marito, solo che magari lui lo sentiva in altre occasioni, alle volte insieme, alle volte in altre circostanze, cioè lui da solo in un altro luogo mi diceva sai ho sentito quell'odore di fumo eccetera, come dire ho sentito la presenza, che poi dopo queste anime sarebbero felici di poter avere un traduttore ma non sempre lo trovano. Mi collego al traduttore, no? Sì. Essere medium, comunque traduttori, tu non credi che possa essere anche in base alla tua evoluzione la capacità di comprendere esattamente il messaggio? Sicuramente, infatti molte volte c'è anche da stare attenti perché non tutte le medianità sono positive, perché se un medium può essere medium ma essere anche di bassa evoluzione, lì bisogna stare molto attenti perché i messaggi che dà spesso e volentieri sono poco credibili, poi soprattutto non ti aiutano. Cioè, un'altra cosa, non ti ho mai sentito perché io ho fatto il presupposto che l'uomo fa parte del mondo animale, cioè sì. come la parte fisica, il corpo è un animale. È la parte animale. Allora dico, ma sostanzialmente, siccome che io credo, perché ne ho le prove, sì. che molti animali, cioè animali inteso cane, qualsiasi, sono molto intelligenti. Molto intelligenti, ma soprattutto in alcuni io rilevo la presenza di uno spirito. Sì, un'anima sicuramente, lo spirito dicono che è già un'altra cosa, l'anima ce l'hanno gli animali perché io quando comunico con esseri trapassati comunico sempre anche con animali, infatti molto spesso arrivano addirittura
addirittura con un animale in mano. Io glielo descrivo e loro dicono che sì, questo era il mio cane, oppure era il suo cane, o era il suo gatto, e comunque sia io vedo sempre animali. Questa è la particolarità, perché non credo. Ma anche nella vita, io comunico con piante e animali, nel senso che è chiaro che una pianta non mi comunica un trattato di filosofia e mi comunica se sta bene o se è stato di salute. Un animale mi comunica qualche emozione in più, ancora più, diciamo, ben strutturata rispetto a una pianta, però sono tutte forme di energia a loro modo intelligenti. Ma scusa, la rincarnazione c'è? C'è anche per gli animali. Ah, ma Sì. se io sono umano continuo... No, umano non può diventare un animale perché non si può tornare indietro, però un animale si può rincarnare in un altro animale, quello sì. Non c'è nessuno. Sì, sì. Perché è un'anima che vaga che poi a un certo punto prende un corpo. Se posso fare una Parla domanda? un po'. Allora, perché succedono fatti di questo tipo, cioè che l'anima si stacca dal corpo momentaneamente? Succedono, a me è successo, Sì. e ho preso tantissima paura perché non sapevo come rientrare, anche se stavo bene, cioè ero molto curiosa di capire perché succedeva questa cosa e come si stava in questa situazione. Però nel contempo spaventatissima perché pensavo come faccio adesso a rientrare, e la paura mi ha fatto rientrare, ma ci ho messo un paio di minuti, ci ho messo tempo. È proprio perché in certi soggetti più predisposti c'è questa possibilità. In realtà anche un medium si stacca dal corpo senza saperlo, però nel momento in cui l'anima comunica è come se fosse fuori dal corpo, e probabilmente anche lei ha capacità sensitive, quindi Io mi sono proprio vista fuori, letto. sì, Vedevo certo. sul letto. Probabilmente anche in certi in particolari stati, adesso alcuni lo vogliono veramente, quindi fanno determinate meditazioni per arrivare a fare questo, quindi cercano di farlo in modo volontario. In altri casi succede, forse magari era in un momento di debolezza, in un momento in cui era particolarmente rilassata, quindi comunque c'è stato questo allontanamento, questo distacco dell'anima, che però può essere anche pericoloso in certi casi. Perché? Perché in genere sono soggetti preparati, perché appunto se no, però io credo che insomma in quel caso lì si sia anche lì assistiti, non è che una morte avviene in questo modo qua. Io penso che si deve anche imparare un po' a codificare i messaggi. Alle volte abbiamo dei fenomeni strani nella vita e dovremmo cercare un po', forse sono anche segnali, come dire, rifletti di più, cerca di cambiare, cioè sono i classici segnali che ci arrivano, e quindi cercare magari di anche così cercare di capire ma perché mi è accaduto questo, in che situazione sono adesso, quindi forse anche un invito a riflettere magari sulla propria condizione attuale e sul proprio momento evolutivo, perché comunque tutti siamo qui fondamentalmente per evolvere, quindi anche per cambiare. Sì, era un momento particolarmente disperato. Sì, in genere sì, che c'è questo allentamento anche della coscienza mentale, no? Perché in realtà è la mente che ci tiene sempre legati a questa realtà. Nel momento in cui la mente un pochino la lasciamo andare, tende a prevalere l'altro aspetto, quello dell'anima, quello dell'intuizione che abbiamo tutti, perché tutti abbiamo l'anima, quindi e in certi soggetti succedono anche dei fenomeni un po' più insomma consistenti. Grazie. Altre domande? Altre curiosità? Apparizioni La della Madonna. Madonna. La Madonna. Il discorso delle apparizioni, secondo me, al di là del discorso religioso su cui non mi addentro, collegati anche questi qui a una capacità medianica di qualcuno che ha la possibilità di vedere oltre. Personalmente il discorso delle apparizioni della Madonna non mi coinvolgono perché
perché questa Madonna non dà messaggi di alcun genere se non pregate, pregate, pregate. Quindi io non accetto, perché io voglio, visto che ho anche il mio aspetto razionale, che un medium, un veggente o chiunque provi di esserlo. Quindi se uno dice io vedo la Madonna, cosa ti dice? Pregate, 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 potrei anche dire che tu non vedi la Madonna, perché dov'è la prova che tu la vedi? Cioè io ragiono così, nel senso che io sono addirittura una sertrice di non lasciare la razionalità, perché non è vero che lo spirito non è razionalità. Quindi insomma io giudico anche molto dal contenuto, cioè dal contenuto del messaggio. Adesso dovete parlare forte perché ci sono le campane che tornano. Il messaggio. Comunque all'apparizione Giorgio Giovanni ha avuto le prime stimate a Fatima. Il messaggio che gli ha dato però è stato quello di portare la verità per quanto riguarda il segreto di Fatima famoso, perché la Chiesa non l'ha mai pubblicato interamente. C'è la parte che riguardava la pedofilia dei preti e il disastro della Chiesa, perché così per fortuna è venuto su Papa Francesco, però fino adesso c'era da vergognarsi di questa Chiesa. Lui è andato in giro per tutto il mondo attraverso la televisione, è andato all'ONU a spiegare il terzo segreto di Fatima, quindi lì il messaggio della data, per cui è indubbio questo. Sì, vabbè, certo, se è un messaggio che ha un senso, però se è un messaggio che dice pregate, 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 sono capaci tutti. Invece i nostri politici dicono un'altra cosa, fregate, fregate, fregate. Mi è venuta questa domanda, no? Sì. Le persone che si uccidono, si suicidano. Allora, mi spiego. Io tempo addietro, 10 anni fa circa, uno dei miei nipoti a 13 anni ha avuto un problema psichico, diciamo così, e aveva cominciato a dire non voglio più vivere, eccetera. Io conobbi in quel frangente una signora che mi disse tuo nipote in questo momento ha l'anima staccata dal suo corpo. Per questo desidera di fare questa cosa, diciamo, no? Abbiamo fatto un lavoro insieme, mio nipote non ha più parlato di questo, Sì, certo. non è che sia, il suo problema c'è ancora, però perlomeno non ha più dato questi segnali. Sicuramente l'anima non darebbe mai un messaggio suicidati, perché il suicidio è un delitto per l'anima, interrompi una vita che si è scelta l'anima. Quindi può essere dissociato effettivamente. Diceva così, ecco, può essere. Certo. Quindi, ma quelle persone che si uccidono invece cosa accade dentro di loro? Dicono che il suicidio è anche quello programmato, perché il suicidio è comunque collegato ad uno stato mentale, psicologico, patologico, cioè è un soggetto lucido, perfettamente equilibrato ed integrato non pensa al suicidio. Chi pensa al suicidio, e magari lo commette anche, è un soggetto in quel momento squilibrato, cioè che non è in equilibrio, che magari ha qualche patologia anche a livello psichico e quindi comunque avrebbe bisogno di cure, di aiuto, di sostegno. E alle volte non ce la fa perché anche la fragilità della sua psiche non glielo permette e quindi ecco che avviene, per cui può stare anche quello nel programma. Io sto vedendo. Che dipende anche dal corpo che ti scegli. Io sto vedendo in questi anni, no? Molte persone con squilibri, non so, si può fare qualcosa per aiutare queste persone? Beh, per aiutare persone squilibrate, cioè che hanno problemi di squilibrio psichico, che poi tra l'altro sono i più perché io mi annovero tra questi, ho avuto problemi anch'io nel passato di crisi di panico o quant'altro. I percorsi sono due, o un buon percorso terapeutico oppure anche col percorso spirituale. Quello che ho fatto io mi ha aiutato moltissimo a riequilibrarmi. Però sicuramente qualcosa andrebbe fatto, ecco, perché non è che si guarisce da soli. Sì, scusi, lei sostiene che la preghiera è inutile, nel
senso? No, la preghiera quella così che si diascica senza senso, sì. Non è una forma di mantra che si ripete sì, per certo, staccare l'anima dal corpo e quindi guardarsi da di fuori, non so, ma ci sono certe religioni che usano il mantra per... io penso che il lavoro più proficuo sia quello su se stessi, quindi non tanto di stacco, ma proprio quello di guardarsi dentro e cominciare a capire, a lavorare su se stessi per migliorare, per cambiare, per evolvere. Quindi secondo me il lavoro che dà più risultati è quello. Anche con una buona autoanalisi, una buona autocritica, insomma comunque un lavoro impegnativo. Grazie. Non parlate senza microfono, se no... Perdonami. Lei ha evidenziato, sottolineato più di una volta il fatto dell'inizio del suo cammino appunto con la spiritualità. Sì. Cioè, diciamo che io mi sono avvicinata a queste cose qua, ai messaggi di tipo spirituale per un disagio mio, psicologico. Questo è stato proprio il motivo. Non perché avessi perso qualcuno, perché dopo, invece quando poi ho perso mio papà, allora lì ho iniziato ad affinare le capacità medianiche, cioè sono uscite le capacità medianiche, prima non le avevo. Prima avevo solamente questo disagio psicologico che volevo curare. Lei ha letto l'autobiografia di noi oggi? Yogananda? Credo di sì, di averlo letto, ho letto talmente tanta roba, comunque sì, l'ho letto. Ecco, quando noi abbiamo il trapasso, sì, lui, Yogananda, riceve un colpetto dal suo maestro al di sopra del cuore, sì, va in uno stato catatonico e si sente parte di un tutto. Sì, certo. Lui però si sente parte di un tutto, con l'evoluzione che ha lui. Non è che succede a tutti. Cioè, non è che tutti quelli che trapassa lo spirito di un delinquente e si sente parte del tutto. Lì dipende tutto dall'evoluzione dello spirito. Lui va nel buio, lui va nell'angoscia, come in una gabbia, lo spirito. Ma chi? Il cattivo. Ah, certo, ma pensavo a quello dello yogi. Ci mancherebbe quello che andasse su una gabbia, no? Quello del cattivo, certo, ma lo dicevamo prima, lo stato è lo stato mentale, cioè non è un luogo, è uno stato dimensionale che uno sente. Quindi se uno è appunto cattivo, chiamiamolo così, lui avrà le relative visioni del suo stato di coscienza. Ma una cosa cioè, è anche formulare la domanda è difficile. Cioè, quando noi abbandoniamo questo involucro, cioè noi siamo energia. Sì, siamo energia, ma siamo energia anche adesso. Sì, solamente che non la riconosciamo. Cioè, adesso ci riconosciamo come esseri sociali e lì ci riconosceremo come esseri spirituali, ma è sempre una coscienza che noi riconosciamo di noi. Ma quando noi di là ci riconosciamo, cioè che vita faremo, dove ci... Quello dipende dall'evoluzione. Perché ci sono quelli di un livello ancora basso che potrebbero anche fare una vita simile a quella che facciamo qui sulla Terra, dipende dal livello di spirito. Sì, dipende appunto, ripeto, dall'evoluzione, cioè dal grado di conoscenza dello spirito. Per esempio lo spirito di Silvio è uno spirito già evoluto, quindi vede la meraviglia della morte, c'è proprio anche il passo, la meraviglia della morte. Dipende dall'evoluzione. Non è detto, sai, non è detto che tu e lei siete vicini, una volta morti siete uguali anche di là. No. Che una delle due ha fatto un'esperienza diversa e quindi è più evoluta, vi trovate. Di là ci si ritrova per affinità. Siccome ti trovi per affinità, ovviamente. Ma affinità umana? No, spirituale, non c'entra nulla con quella umana.
Cioè, generalmente se tu ti trovi affine con un essere umano, è probabile che tu sia affine anche come spirito, però lì bisogna stare attenti perché... devi essere affine come anima, sì, certo, non perché magari ti piacciono le stesse cose, perché quella lì è una cosa solo umana. Quindi questo involucro la sera qui, ci saranno i vermetti che va a mangiare tutto quanto, mi canta cantato da mangiare. E magari a noi non ce ne fregherà niente. Vabbè, per contare una volta che sono morto, dove che me ne frega cosa fanno con il mio corpo. Sembra? Perché non è più un Una volta che hai lasciato. Una volta che l'ho lasciato non è più un problema mio. Il mio problema è quello di evolvere lo spirito. Decide di reincarnarmi se il mio percorso è stato ancora molto lento e quindi ho delle, diciamo, vibrazioni basse. Se invece le mie vibrazioni spirituali sono elevate, non ho più bisogno neanche di reincarnarmi. Ho suscitato una curiosità da parte di Vai. Sì, c'è chi sostiene che l'anima o lo spirito per distacco dal corpo richiedi un certo tempo e che se viene anche quello dipende dall'evoluzione, è tutto relativo e dipende anche dal tipo di morte, perché il trauma del trapasso esiste. Magari in certi giovani che magari non pensano assolutamente alla morte perché sono proiettati solamente nella materia e quindi lì alle volte esiste, insomma, è un trauma comunque limitato, non è un trauma di qualche tempo breve, adesso poi il tempo non c'è, però di là poi c'è sempre chi ci assiste, no? Cioè, quindi non si è mai lasciati soli così in un mondo sconosciuto. Poi lo spirito, al di là del trauma iniziale, se c'è, si autoriconosce come spirito, perché già prima era spirito prima di venire qua. Altre domande? Ci sono ancora domande? L'ultima sarà promesso metterlo per iscritto e... Parola. Vai. È vero il discorso che quando noi andiamo via da questa terra incontriamo i nostri... Gli esseri trapassati prima di noi vengono incontro alle anime che lasciano la terra. No, ma io parlo di familiari. Sì, con cui familiari. siamo legati completamente sì, in un modo assolutamente viscerale. Sì. Io parlo di cose... Sì, i familiari vengono incontro all'essere che sta trapassando. Grazie. Esatto, poi in un secondo momento, senza traumi, tornano nei loro luoghi di attività. Ma è stato detto anche che l'anima permane a coprire lo spirito per un bel po' di tempo e quindi nel momento in cui un altro muore della famiglia si riconoscono, non c'è questo problema. Poi l'evoluzione è importante. È molto importante, fondamentale lo stato evolutivo perché tutto, come nella nostra vita umana non c'è uno che ha un percorso uguale a un altro, siamo tutti diversi poi anche là, nel senso che tutto quello che avviene è soggettivo, cioè non è un discorso che vale per tutti, è tutto commisurato l'evoluzione comunque. Sì, esatto, infatti l'evoluzione se è più alta, la vibrazione è più alta, è più sottile. Un'altra domanda, ancora lei? Dai. Parla dell'angelo. Ma gli angeli cosa sono? Chi sono? In realtà sono spiriti più evoluti gli angeli, cioè l'angelo è più una figura simbolica della religione che non una figura spirituale, anche perché poi tra l'altro di là le forme, i nomi, tutte queste cose qua contano sempre di meno, quindi francamente io starei più sul discorso spirituale e di evoluzione spirituale che sul discorso proprio angelico. Ma è vero che queste anime, questi spiriti, ognuno di noi ne ha uno vicino o più? Lo spirito guida, sì, è il classico angelo custode, sì, tutti noi abbiamo lo spirito guida. E a cosa ci serve?
Lo spirito guida serve per darci quelle intuizioni, alle volte noi diciamo ho sentito qualcosa, la vocina della coscienza, l'intuizione, quello è lui, cioè in realtà lo spirito guida ha il compito di portarci sul cammino che ci siamo prefigurati, quindi non fuori dal seminato, cioè se tu vieni per quel programma devi andare lì. Ecco perché certe strade ci si chiudono e altre ci si aprono, magari ci si chiudono proprio quelle che noi vorremmo intraprendere e si aprono quelle che non vogliamo, perché quello è il percorso. Scusi, però gli angeli qua, gli arcangeli che hanno un sono sempre il discorso gerarchico. Sì, perché la Chiesa non è che ci credi o che parlo molto degli angeli, Non lo so, io credo che sia una simbologia, adesso non so, però io crederei più nell'evoluzione, che poi è la stessa cosa, cioè sono tutti spiriti, poi che noi li chiamiamo angeli, che li chiamiamo spiriti con le ali, che li chiamiamo spiriti col vestito azzurro, sono tutte cose, diciamo, formali umane, ma in realtà esistono spiriti di diversa evoluzione. È ovvio che l'arcangelo immagino sia di un'evoluzione più alta dell'angelo. Sì. Ma anche perché, le spiego, no? Io organizzai una conferenza su proprio gli arcangeli e chiamai, invitai varie persone, ma proprio quelli che credono molto nella Chiesa mi dissero queste cose mi fanno paura perché io non ci credo. Quindi non è un discorso di Chiesa, ma è proprio un discorso di noi siamo abituati come esseri umani a dare una materia, no? Quindi se io dico essere di luce, nessuno arriverebbe. Vabbè sì, se io dico arcangelo, Michele, Gabriele, eccetera, arrivano, trovano. Però adesso il Signore ha toccato l'argomento, è un argomento interessante di questi esseri di luce. Poi l'ultima cosa... arrivano anche gli spiriti, basta che lo pensi e lui arriva, perché dobbiamo pensare solo agli spiriti familiari? Se noi pensiamo a uno spirito evoluto, che chiamiamo angelo, arcangelo, per quello arriva. Io ebbi un insegnante che mi disse: perché ti fermi agli angeli e non vai direttamente a Dio? Cioè, lì è un atto di presunzione, però mi disse così, no? L'ultima cosa che penso che sia interessante per tutti: un'anima, quando entra nel grembo materno, diciamo, quando una donna è incinta, no? sì. Scopre di essere incinta, quest'anima quando è che si aggrega quel corpicino dentro quella mano? Attorno al terzo mese. Grazie, mi ha dato... Grazie. Ok, allora chiudiamo, ringrazio intanto tutti per l'attenzione, per le domande e per la partecipazione. Grazie a te. La presentazione del libro, do io una risposta a te. Se tu hai un ragazzo che vuole ammazzarsi, devi sapere che il suicidio è una cosa molto grave, non fai altro che ammazzarlo tu. Quindi non è più un suicidio per lui, è risolto il problema. Vedi che un po' di fantasia si risolvono i problemi. C'è quasi una frasetta che era una frase.